Gloria a Dio. Più grato dobbiamo essere tutti i giorni. Tu hai motivo di ringraziare? Io ce l'ho. Hai motivo da ringraziare Dio? Io ce l'ho. Perché il Signore è buono. Il Signore è fedele. Il Signore è l'amico. Il Signore è provvidenza nel deserto. Il Signore è guarigione. Abbiamo qua, fratelli, testimonianze di guarigione. Sorella Edna che è stata guarita. Marco che è stato guarito, suo marito. Josafat è stato guarito. La sorella Sandra è stata guarita. Tanti miracoli. La sorella Silvia, in nome di Gesù. Io sono stato guarito. Arrivavo qui così. Oggi, ma non perché ho fatto la chirurgia. Questo Gesù non dà la sua gloria a nessuno. Quando mi ha guarito, avevo tutto il peso di prima. Quindi Lui ha fatto un intervento nella mia vita. Quando ho fatto la risonanza magnetica, la dottoressa ha detto, non so che dire, non c'è niente, esattamente nulla, non hai nulla. E il Signore mi ha guarito immediatamente, istantaneamente, perché suo nome è Jeová Rafa, il Dio che guarisce. Alleluia, tu puoi dire gloria a Dio. Io vorrei stamattina fare una preghiera speciale. Questa settimana iniziamo un proposito di preghiera. Questa chiesa è abituata a questo proposito di preghiera. Faremo una settimana di preghiera tutte le sere. Tutte le sere saremo qua dalle 7 alle 8:30 in preghiera insieme. Tutte le sere. E la conclusione sarà venerdì alle 5. Venerdì alle 5 sarà la conclusione. Non so se tu hai una richiesta. Non so se tu hai un problema. Non so se tu hai qualcuno che ancora nella tua famiglia non è salvato. Non importa. Qual è il tuo problema? Niente è impossibile a Dio. Il Signore può fare tutto. Il Signore può fare tutto. Sì o no, Ale? Glória a Dio. E noi faremo questa settimana di preghiera. Chi ha bisogno di documento, Vinícius sarà qui con me. Paulo e Timóteo insieme qua, pregando. Perché questo documento uscirà in nome di Gesù, né per forza né per potenza, ma nel nome del Signore Gesù, amen? Andali, saremo qua, faccia per terra, Signore, muove questo, e Dio farà un impossibile. E domenica l'altra saremo già qui a ringraziare benedizione, amen? In nome di Gesù. Perché non esiste niente bloccato per Dio. Io mi ricordo che c'era una situazione bloccata mia e Dio ha detto fa una vigilia. Io ho messo una vigilia, un proposito di preghiera tutta la notte. La mattina, quando il sole è arrivato, ho finito il proposito di digiuno tutto, ho mangiato e mentre mangiavo il Signore ha detto ho sbloccato la causa. Mentre mangiavo, la voce del Signore era dentro di me dicendo così: ho sbloccato la causa. E in quella stessa mattina ho ricevuto la telefonata che la situazione era risolta, che io potevo andare a prendere la macchina che era già ok. La macchina bloccata, non usciva niente, un documento, questo e quell'altro. In quella mattina il Signore ha fatto un miracolo. Perché sapeva che io avevo bisogno di visitare i malati, di portare le persone in ospedale, di andare di là, di qua, perché io non ho mai avuto niente per me.
L'unica cosa che è mia è Priscilla, che è carne della mia carne e ossa delle mie ossa. È lei. Ma il resto è tutto del Signore. Amen? E ho messo tutto alla disponibilità di Dio, alla disposizione di Dio. Metti questo tuo documento, Vinicius, alla disponibilità di Dio. Tu hai bisogno di una macchina? Metti alla disponibilità di Dio. Tu hai bisogno di una casa? Metti alla disponibilità di Dio. Signore, non sarà la casa mia, sarà casa tua, per la tua disponibilità. Però quando Gesù bussare la porta dicendo non ho dove dormire, tu apri la porta e dici qui c'è spazio. Só che Gesù nem sempre verrà come pensiamo, con la croce, con la corona di spine. No, non verrà così, ma verrà fra i poveri, i necessitati, i bisognosi, che bussano la nostra porta. E noi che abbiamo reso tutto a Lui, possiamo negare a chi ci ha dato? Iniziamo oggi questo proposito di preghiera, oggi. E noi questa settimana saremo qua a pregare, a intercedere. Se tu hai la tua richiesta, portala. Vieni. Nessuno mi chiama per dire, pastore, prega per questo. No. Vieni e prega con me qua. Un bisognoso va a cercare il suo bisogno, sì o no? Ah, pastore, prega. Allora, se sei ospedale andrò, ma se tu puoi venire, vieni. Perché è una causa nostra. E io sarò qui con voi. Ma o pecado dei bambini, porta i bambini. Tu hai un lavoro che non ti piace e vuoi cambiare lavoro? Vieni. Però rendi il tuo lavoro al Signore. Rendi il tuo lavoro. Tu hai un contratto determinato e hai bisogno di un indeterminato? Rendi al Signore. Sia fedele a Lui. Tu sei in crisi nel tuo matrimonio, tu hai un problema con tuo figlio, non so qual è il tuo problema. Rendi tutto al Signore. Dice, Signore, io ti servirò con tutta la mia forza, con tutta la mia anima, con tutta la mia vita, con la mia famiglia e con i beni che tu mi darai. Salomone è stato l'uomo più ricco del mondo, ma ha servito a Dio. La ricchezza, fratelli, appartiene al Signore. Ci sono persone che fanno apologia alla ricchezza e dicono no, perché Dio vuole la povertà. Dio vuole umiltà. Umiltà. Dio vuole che noi non siamo servi dei denari. Ma se Dio ti darà, darà per un proposito. Non ti darà perché vuoi farti ricchissimo. No, ha dato a Salomone per fare lui un re giusto, che benedisse gli altri, che servisse al Signore. E lui ha fatto tutto per Dio il migliore, sì o no? Io ieri ero a evangelizzare. Vedevo i testimoni di Geova, che erano lì, di cravatta, tutti vestiti belli, sembravano di andare a una festa. E io, questo non mi importa il vestito, però io pensavo così, Signore, se tu salva un uomo di quello, lui farà evangelizzazione tutti i giorni. Perché lui lo fa per uno scopo sbagliato e pregando una parola sbagliata. Immagina se lui sarà sulla verità. Che potenza questo uomo sarà nelle tue mani? Io ho preso incarico di pregare per testemunho di Geova di modo più profondo, perché loro saranno strumenti potenti, salvati, liberati, trasformati nelle mani di Dio, per annunziare il vero Vangelo, la vera parola, che Gesù Cristo è il Signore. Loro non credono che Gesù Cristo è il Signore, ma Gesù ha detto, chi riceve a me riceve il mio Padre. Non si può ricevere il Padre se non riceve il Figlio. Chi genitore qua sarà contento se una persona non piace il suo figlio? Qual è il genitore contento? Tu vuoi? Dov'è la mia missionaria? Ultimi giorni di piscina. Abortiamo la piscina. Meno male che verrà il freddo
e prego perché non vengano le malattie. Io dicevo, mi lamentavo davvero settimana scorsa, dicevo, nell'estate è la piscina, la vacanza, va bene, hanno bisogno. Ma quando arriverà il freddo, è la febbre, è il raffreddore, è il male di gola, no, in nome di Gesù. Metti la mano nella testa del tuo figlio e dici, no, in nome di Gesù. Salute, in nome di Gesù. Vai Jean, salute per Alessandro, in nome di Gesù. Siamo tutti profeti qua. Amen? Quindi io vi convoco a questa settimana di preghiera. Presenta ora la tua causa. Mettiamoci in piedi, facciamo una preghiera per le cause impossibili, bloccate, difficili. Tutto è possibile al Signore. Chiudi i tuoi occhi, prega. Signore, in nome di Gesù siamo qua nella tua presenza. Padre, oggi, 1 settembre 2024, stiamo iniziando questo mese in un proposito di preghiera, perché vogliamo rendere tutto a te. Vogliamo presentare i nostri dolori, le nostre cause, i bisogni, ma anche, Signore, la nostra vita spirituale, che non possiamo continuare come stiamo. Non possiamo continuare nel modo che stiamo vivendo, di modo come vogliamo, incostante, senza salvezza, senza un impegno con te. Prima vogliamo ricostruire l'altare della nostra vita spirituale. Vogliamo fare un rapporto, Signore, strettare il rapporto fra noi e te. E questo ponte è Gesù, tuo figlio. E vogliamo, Signore, legarci a Lui, perché Lui ci legherà a te. In nome di Gesù, Padre, ricostruisce la nostra vita spirituale. Chi pregava non prega più, chi digiunava non digiuna più, chi veniva in chiesa non viene più, chi leggeva la parola non legge più, chi era fedele nelle decime, nelle offerte non è più, chi, Signore, ti onorava nelle parole, nei pensieri, oggi non fanno più. Io vorrei pregare per me, perché sono incluso in questa preghiera, e per tutti che sono qui insieme a me. Perché prima questo altare sia ricostruito, l'altare spirituale, che possiamo cercare battesimo con lo Spirito Santo, che possiamo cercare i doni spirituali, che possiamo cercare di partecipare allo studio biblico, alla preghiera, al digiuno e all'attività di evangelizzazione, all'assistenza del progetto, Signore, che tu possa operare nella nostra vita, ricostruendo questo altare. Padre, ti prego che stamattina tu possa soffiare un vento di rinnovo, di restaurazione, che tu possa levare, Signore, le ceneri di questo altare e che tu possa purificare questo altare, ma che questo altare non si fermi solo in questa purificazione, ma che questo altare sia coinvolto alla tua presenza, come l'altare di Elia che ha alzato nel Carmelo e che pregava chiedendo: Signore, manda fuoco. E lui ha sfidato quei profeti falsi, dicendo: il Dio che risponderà con fuoco è il vero Dio. Signore, noi vogliamo riparare i nostri altari, ma ti preghiamo pure di mandare sui nostri altari il tuo fuoco santo, che restaura, che rinnova, ma che conferma che tu sei con noi. Conferma in ogni cuore che tu sei con noi, Signore, in ogni vita. Conferma in ogni casa, in ogni famiglia. Conferma in ogni matrimonio, conferma in ogni figlio, dai bambini agli anziani. Conferma la tua presenza.
manda via le infermità, manda via, Signore, ogni preoccupazione, ogni guerra, cessa oggi, Signore, che tu possa, Padre, rompere la freccia del nemico che è stata lanciata per distruggere questa famiglia, ma la tua parola dice che la casa edificata sulla roccia non verrà giù quando ci sarà la tempesta. Signore, questa tempesta passerà e passerà oggi, perché tu soffia un vento e porta via le nuvole, Signore, e fa calmare il mare. Fa calmare questo mare fra le coppie, porta una pace fra i figli, fra i fratelli, fra la chiesa e i fratelli, fra i pastori e i fratelli. Fa calmare, Signore, questa tempesta. Fa, Signore, i giganti cadere per terra. Fai, Signore, che questo muro crolli e si rompa, questo muro di divisione, di contese. Queste opere della carne siano combattute per il frutto dello Spirito Santo: amore, pace, gioia, speranza, bontà, benignità, alleluia, autocontrole, pazienza, in nome di Gesù. Padre, genera in noi, fa, Signore, il tuo volere nella nostra vita. Ricevi, Signore, tutto ciò che offriamo a te stamattina. Manda, Signore, risposta di questa preghiera. Iniziamo questo mese, questa settimana sul tuo altare e proseguiremo durante tutti i giorni di questa settimana fino a venerdì. Questa chiesa sarà sveglia, pregando, cercando, si consacrando, perché sa che da te verrà la risposta e tu, Signore, risponderai con fuoco di conferma nei documenti, nelle situazioni bloccate, nelle cose che stanno così ferme. Tu, Signore, darai ordini di movimento, perché tu sei grande. Manda via questo sonno, questa fatica, questa stanchezza, manda via questo dolore, manda via questa impazienza, manda via questa preoccupazione, manda via questa inquietudine, Signore. Manda via, che qui abbia un perimetro di Dio, un perimetro dalla porta all'altare, e noi come tuo popolo, Signore, io come tuo sacerdote, siamo a piangere in preghiera qua tutta questa settimana, dentro questo perimetro, perché capiamo che tu, Signore, ci esaudirai per la gloria del tuo Figlio Gesù. In nome di Gesù Cristo preghiamo. Amen e amen. Chi è felice con Gesù dica amen. Hai salutato questa persona che è arrivata oggi e tu non conosci? Esci del tuo posto, saluta. Come va? Come stai? Tutto bene? Pace nel Signore, shalom. Alleluia, benvenuto, benvenuta. Usciamo del nostro posto. Alleluia, un abbraccio fraterno. Siete a casa, siamo a casa del Padre nostro. Alleluia. Esci dal tuo posto, saluta tutti. Non rimanga nessuno senza essere salutato. Tutti. Chi viene da vicino, chi viene da lontano, un saluto speciale. Chi ci vede su YouTube che è malato, che è in un altro paese, in un'altra città, un abbraccio grande in nome di Gesù per voi. Signore vi benedica. Alleluia. Per questo cantiamo: Dio è vivente, non è morto. Dove sono i bambini? Bambini, venite a cantare. Dio è vivente, non è morto. Dio è vivente, non è morto. Dio è vivente, non è
tutto intorno a me. Io canterò, io griderò, io canterò, io griderò, alleluia. Quando i cieli si apriranno, che gioia allora sarà. Canterò, griderò, alleluia. Cieli si apriranno, allora gioia allora sarà. Canterò, griderò, alleluia. Amen. Amen. Glória a Dio. Accomodatevi, fratelli. Minuto doutrinário de insegnamento. Minuto de insegnamento. Ogni domenica io prendo un minuto per insegnare alla Chiesa le buone abitudini. Io oggi vorrei parlare del culto domestico. Un'abitudine cristiana, biblica, che è molto importante averla. Ogni famiglia è un nucleo di Dio. Amen? Siete qua, fratelli? Ogni famiglia è un nucleo di Dio. E la costanza di cercare Dio non sarà solo in chiesa, perché la chiesa funziona pochi giorni, ma la chiesa è la continuità di quello che svolgete a casa, ok? Io vorrei sfidarvi a cominciare un nucleo familiare biblico. Perché? Perché la preghiera del giusto è potente nella sua efficacia. Quindi io vorrei insegnare che ogni persona, ogni nucleo, sia una persona sola. Se tu non sei sposata, non hai la famiglia grande, sei sola, comincia lì te. Tutti i giorni riserva quei minuti per cantare un inno del libro, che così tu impari, leggere un capitolo della Bibbia e fare una preghiera. È difficile? I bambini chiederanno ai genitori: oggi che ora è il nostro culto domestico? Ok? Se c'è il babbo è il sacerdote. Dove sono i papà? Allora questi papà diranno: nostro culto sarà quest'ora, tutti i giorni. Non importa 10-15 minuti, ma che sia fatto così. Perché? Perché quando arriverà la domenica, tu hai già ricevuto tanto di Dio durante la settimana, che tu riceverai una porzione diversa la domenica. Capito? E la tua vita e la tua famiglia cambierà. Io vorrei sfidarvi. Chi vuole vedere un cambiamento dentro la sua famiglia, dentro la sua casa, faccia questo culto tutti i giorni, costanza. È come chi va alla palestra. La Danila che piace fare la palestra, lei è un esempio per noi, perché lei è morta, stanca per seppellire, ma va a palestra. Io, mamma mia, ho bisogno di... Ma questo è una palestra spirituale, ok? È come una medicina. Se non prendi morri. Allora fate come se fosse una medicina. 10-15 minuti. Quanto sia, cominci. È un consiglio
e un insegnamento, perché io ho visto tante famiglie rinascere tramite il culto domestico. Amen? Questo è il primo passo. Dopo daremo un altro passo, ma vorrei sapere di tutti come va il culto domestico. Domenica prossima io dirò come va il culto domestico nella tua casa. Amen? Finisco qua. Abbiamo già imparato che non si va in bagno. Prossima settimana posso parlare che i bambini non giocano nel culto, perché il culto è il culto. Ma ogni settimana noi impariamo e cresciamo, va bene? Lodiamo al Signore in questo momento, offriamo con le nostre decime, le nostre offerte. Vorrei dire ai fratelli che ci visitano che non siate costretti a niente, perché noi che siamo membri della Chiesa sappiamo la nostra responsabilità e che nessuno qui fa questo per obbligo, ma tutti noi contribuiamo con gioia perché capiamo per chi contribuiamo e qual è lo scopo della nostra contribuzione, che è per la crescita del regno di Dio. Ringrazio a tutti che donano, offrono, contribuiscono, portano la decima al Signore, perché è tramite la vostra azione, il vostro amore, che il Vangelo sta essendo annunziato a Firenze, a Scandici, a Legnago, a Pisa, a Monte Cerboli e ai confini della terra. Amen? Grazie a tutti che sono contribuenti e collaboratori di quest'opera. Vorrei invitare il gruppo per lodare al Signore. Mentre loro loderanno al Signore, noi offriremo con gioia al Signore. Amen? Vorrei invitare fratello Vinicius, prima di lodare, per fare questa preghiera per i decimisti e gli offerenti e per quelli che non hanno lavoro, che hanno bisogno. Pace a tutti. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos em Sua presença, Senhor, para te agradecer, Senhor, por este momento, Senhor, por esse dia, Pai, qual o Senhor nos concedeu, Senhor. Ó Pai, eu venho neste momento te entregar em Tuas mãos, Senhor, cada vida aqui presente, Senhor. Aleluia, aquele, Pai, que irão ofertar, Senhor, em Teu nome, Pai, que o Senhor, Pai, venha estar multiplicando em suas vidas, Senhor. Que possamos, Pai, estar fazendo isso, Pai, em troca de nada, Senhor. Que possamos, Pai, ofertar em Teu nome, Senhor, para a Tua obra, Pai, com o coração, Senhor, sem pedir nada em troca, Senhor. Abençoe a vida de cada um, Pai. Dá àquele que não tem, Senhor, o que ofertar, Senhor. Dá trabalho àqueles que não têm, Senhor. Abençoe a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Alleluia. Tutti noi conosciamo questa lode. Cantiamo tutti insieme. Cantiamo il nome magnifico che è il nome del Signore Gesù. Alleluia. Perché Lui è venuto qui, perché il Verbo si è fatto carne, noi possiamo oggi gioire, noi possiamo oggi rallegrarci. Alleluia, grazie Signore Gesù. Tu eri il Verbo nel principio, uno in Dio l'Altissimo, la gloria che era nel creato, ora in Cristo viva è. Che magnifico nome è. Cantiamo insieme. Che magnifico nome è. I bambini cantano. Il nome di Gesù mio Re. Che magnifico nome è, niente gli è simile. Che magnifico nome è
Gesù, il tuo nome. Creare l'uomo tu hai voluto, portando il cielo qui tra noi. L'amore e perdono, l'amore tuo mi ha perdonato. Chi ci separerà da te? Che incantevole nome è, che incantevole nome è, il nome di Gesù mio Re. Che incantevole nome è, niente le è simile. Alleluia. Che incantevole nome è, Gesù il tuo nome. Che incantevole nome è, Gesù il tuo nome. Lui ha vinto la morte. Il nostro Signore non è più attaccato a quella croce, ma Lui ha vinto la morte. Alleluia! La morte hai vinto, il velo ha strappato, tu hai cancellato il male in me. Tremano i cieli, la gloria si spande, perché risorto e vivo sei. Non hai rivali, non hai eguali, da ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tuo è il regno, tu è la gloria, nome al di sopra di ogni nome. Che infallibile nome è, che infallibile nome è, il nome di Gesù, il nome di questo non fallisce mai. Alleluia. Che infallibile nome è, niente è pari a te. Che infallibile nome è, Gesù il tuo nome. Che infallibile nome è, Gesù il tuo nome. Che infallibile nome è, Gesù il tuo nome. Alleluia! Glorifichiamo il nome del Signore Gesù. Gloria a Dio. I bambini per la classe felice. Manca la missionaria Antonella. Ma oggi c'è la Catarina, la Crissia. Preghiamo per loro, fratelli. Signore Gesù, in questo momento vorrei chiederti per la loro vita, che crescono nella tua presenza e che possano vivere, Signore, la completezza del tuo Vangelo, della tua parola e di una vita cristiana, Signore. Che i genitori possano avere la saggezza per guidarli secondo la tua parola e che ogni trauma, ogni cosa che loro assorbano, Signore, che tu possa cancellare tutto che non proviene da te. Cancella, Signore, nella loro mente, nei loro cuori, in nome di Gesù. Amen. Ciao. Ci si vede al pranzo. Fratelli, con noi c'è la coppia Alessandro e Michele. Siamo felici con la loro vita.
Diciamo amen. Che Dio vi benedica. Sono contento per la loro vita. Con noi c'è Angel e la sua moglie, che lui ha chiesto lei in matrimonio. Io ho detto, ma non sei no, ho detto, ma tu hai 2 figli, non sei... No, allora chiedi lei in matrimonio. Lui ha chiesto lei in matrimonio e fra un po' mangeremo la torta di matrimonio. In un pranzo, dopo il pranzo si mangia la torta e va bene. Non ha bisogno di fare festa, spendere soldi, lascia per quelli più giovani. Noi stiamo già camminando, fa quella torta qua dopo il pranzo e fa una preghiera e è vittoria della parte di Dio, sì o no? Semplicità e Gesù na vita, questo importa. Quindi siamo felici con la loro vita e quest'anno il Signore ha fatto una sorpresa, perché l'anno scorso Vinícius, che è in bianchino, una cosa, attenzione alle pareti, fratelli, perché questa sedia nera macchia la parete e nell'ora del pranzo le persone e dopo rimane a loro per imbiancare e la spesa che ogni tanto dobbiamo spendere. Se noi abbiamo cura delle cose, spenderemo meno, sì o no? E investiremo più nell'evangelizzazione. Amen? Quindi io vorrei ringraziare Dio perché ogni anno Vinícius imbianca questa chiesa, ma Vinícius quest'anno ha avuto una spinta di Dio. Signore lo ha capacitato per fare il sistema di presenza degli alunni della chiesa, della scuola di italiano. È tutto automatizzato e Dio ha dato a lui questa saggezza per fare questo sistema e adesso gli alunni sono registrati, ricevono una tessera. Sembriamo gente. Sembra che siamo gente, perché prima era un disastro. Ma io dicevo, noi abbiamo fatto fino lì di quel modo, ma abbiamo bisogno di migliorare, no? Però tutto costa molto, ma Dio ha usato Vinícius e lui ha offerto questo servizio alla Chiesa e ha creato un sistema di registro degli alunni che loro hanno la loro tessera e quella tessera sarà... gli alunni arrivano lì con QR code, registrano la presenza e non abbiamo bisogno di stare scrivendo. Dopo si stampa e ogni maestra ha la presenza di quegli alunni. Nella fine del corso sappiamo chi è venuto, chi non è venuto, quante volte è mancato, sappiamo di tutto. Amen? Applaudiamo Gesù per la vita di Vinícius. Allora, aspetti. Lui era impegnato a fare questo servizio, ma la Chiesa aveva bisogno di essere imbiancata. E Dio ha provveduto una all'altezza. E è bianca, bella, sistemata, sì o no? Angel, mettiti in piedi, Angel. Lo sposo che sarà presto sposato con quella signora lì, Emily. E lui ha imbiancato tutta la chiesa di là a là. Possiamo applaudire Gesù per la sua vita? E io non avevo niente. Grazie. Io non avevo niente. E lui dice, io voglio imbiancare. Io disse, Signore, i soldi per comprare la vernice. Perché noi viviamo per fede, fratelli. O paghiamo l'affitto o compriamo vernice. È così, la verità è questa. E la mamma ha detto, io manderò questo. E ha mandato, comprato le vernici, la mia mamma, un cuore, fa missione da lontano. E lui ha detto, pastore, mi piace fare per bene, compra lo stucco. Ho detto, Signore, fa che lui non chieda niente più. E ho comprato lo stucco e lui ha fatto tutto per bene, tutto pulito. Grazie Angel. Che il Signore ti benedica e moltiplichi tutto il tuo lavoro e tutto il tuo sforzo qua. C'è sempre cosa da fare, fratelli. Noi organizzeremo... Avete visto quel quadro di avviso là? Noi faremo un elenco per la pulizia della Chiesa. Le famiglie si metteranno alla disponibilità
per pulire la chiesa, per dire, ma pastore, io preferisco pagare. No. Non è che noi non si può pagare. Uno che può pagare, ma non è questo. È essere partecipi. È diverso. Quando tu sei presente, tu vedi tutto com'è, tu sai il valore. Quindi tu non avrai un atteggiamento uguale a quello che hai quando tu sei partecipe. Quindi lì faremo un programma per la pulizia. Questa settimana, la domenica, chi pulirà? Chi per il pranzo? Perché anche facciamo il pranzo, allora uno prende un incarico per pranzo questa settimana, quello per la prossima settimana. E non sarà pesante per né? Non sarà pesante per né? È buono o non così? Quindi lui ha pulito e noi non è che sporcheremo e saremo attenti uni agli altri. Attenzione, fratello, per non sporcare la parete. Non è perché abbiamo valore in queste cose, ma perché abbiamo valore nel sacrificio del fratello. Sì o no? Non è perché amiamo le mura, le pareti, è perché amiamo ciò che il fratello ha offerto. Sì o no? La sua disponibilità, il suo tempo, il suo zelo, tutto è valutato. Quindi grazie Angel, grazie Vinícius e tutti che stanno svolgendo l'opera del Signore. Amen. La sorella di Argentina, l'hermana, che Dio la bendiga, è con noi stamattina anche. Siamo felici con la sua presenza. Diciamo amen. Amen. Gloria a Dio. E ora meditiamo sulla parola e tutti sono di casa, siamo felici per la loro. La sorella di Sofia, la figlia di Berta, è con noi anche perché è appena arrivata di Perù. Siamo felici con la sua presenza. Diciamo amen. Amen. Dio ti benedica. Fratelli, il tema di questa predica di oggi è che c'è Gesù sempre, anche nei naufragi. Apriamo la Bibbia in Atti degli Apostoli, capitolo 27. Versetto 9. Dice così la parola. Atti degli Apostoli, capitolo 27, versetto 9. Mettiamoci in piedi in riverenza alla parola, fratelli. Questa è una buona abitudine. Ora, essendo già trascorso molto tempo, ed essendo la navigazione divenuta pericolosa, poiché il digiuno era già passato, Paolo ammonì quelli della nave, dicendo loro: uomini, io vedo che la navigazione si farà con pericolo e grave danno, non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre persone. Amen. Padre, in nome di Gesù ti prego di guidarci e parlarci. Abbiamo bisogno di sentire la tua voce, come voce di monte acque. Signore, parla e tutto succederà. Parla e tutto si calmerà. Parla e tutto si risolverà. In nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Noi sappiamo che Paolo è stato giudicato per la corte di Agrippa nel capitolo 26 e per Festo in Gerusalemme. E dopo questo Paolo ha appellato a Cesare, che era a Roma in Italia.
E per causa di questo appello che Paolo ha fatto, dicendo che era anche lui romano, è stato portato in nave per un viaggio fino a Roma, dove dovrebbe essere giudicato. Paolo stava già vivendo una situazione molto difficile. Non era una situazione favorevole, perché essere giudicato non è facile, ma la parola dice, lo stesso Paolo parla ai Corinzi capitolo 11, che quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore. Quindi Paolo era lì giudicato e in una situazione non favorevole per causa della sua fede, per causa di quello che svolgeva, del messaggio che portava, e purtroppo Paolo non è stato capito, perché non era la voglia di quelli capire Paolo e accettare Paolo, perché non volevano. Ma la Bibbia dice che Dio è il giusto giudice. A volte noi, apro un parentesi, per dire che a volte noi pensiamo di essere la persona innocente o vittima. E dobbiamo capire che davanti al Signore non esiste niente che rimanga di nascosto, tutto è visibile al Signore. Quindi non è che possiamo presentare una causa falsa al Signore, perché in tribunale uno che presenta una causa falsa è giudicato per quella causa, per quella causa, è penalizzato per quella causa. Paolo è stato giudicato non per un falso, ma per la verità, ma perché infastidiva gli altri con la sua testimonianza. E tante volte noi, per il modo che siamo, diamo fastidio agli altri. Diamo fastidio per il comportamento diverso, per il modo di parlare rispettoso, perché un cristiano è diverso in tutto, nel parlare, nel camminare, nel vestire, nel vivere, in tutto. Tutto, la Bibbia ci insegna tutto. E Paolo dava fastidio a quelli, e anche perché Dio tramite Paolo operava potentemente, salvando le persone tramite la sua testimonianza e l'annunzio della grazia. Perché non avevano più bisogno di un rito, di un rituale, non avevano bisogno più di dimostrare agli altri, perché non siamo salvati dagli altri, ma siamo salvati dal Signore. È Lui che ci salva, perché chi è morto per noi, gli altri o il Signore Gesù? Allora è Lui che ci salva. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Quindi è Lui la via, è Lui la verità, è Lui la vita. Ma Paolo soffriva in quel momento per il giudizio, la gelosia, per le opere della carne che distrugge le persone. La Bibbia parla che, non avendo più come uscire di quella situazione, Paolo, guidato dal Signore, ha appellato a Cesare, perché aveva un proposito nella sua prigione. Eclesiastes capitolo 3 parla che sotto il cielo ha un proposito per ogni cosa. Allora, ha un proposito di Dio anche per la sofferenza, e c'è Gesù nella nostra sofferenza. C'è Lui con noi nel fuoco. C'è Lui con noi nei dolori. Gesù ha detto a Pietro che ciò che faccio oggi non capite voi adesso, capirete dopo. Perché è difficile che
raggiungiamo al proposito di Dio immediatamente, perché siamo ancora in un corpo corruttibile. Quindi ci vuole un po' per capire, e questo po' per capire, questo poco, tante volte ci fa avere ansietà, angoscia, mangiare le unghie, tirare fuori i capelli, litigare. Ci comportiamo male per causa dell'ansietà. Ci comportiamo male per causa della inquietudine della nostra anima, della mancanza di instabilità. Ci comportiamo male verso il Signore e ci comportiamo male anche verso gli altri. Qual è l'uscita? La Bibbia dice che Paolo, mentre era in nave, pregava e era guidato dallo Spirito Santo. Su Salmo 51, Davide dice: non allontanare da me il tuo spirito. Fratelli, si vede che per un re la dipendenza di avere lo Spirito di Dio era molto grande. Lui, essendo un re, non aveva bisogno di parlare, di chiedere aiuto allo Spirito Santo. Non aveva bisogno perché era un re, aveva tutta la decisione in mano. A volte noi ci sentiamo così capaci di decidere, di risolvere e lo facciamo perché pensiamo di essere in gamba, bravi, capaci di decidere senza consultare Dio. E chi è Dio nella nostra vita? Chi era Dio nella vita di Davide? Dio era la guida di Davide. Dio era Signore di Davide. Dio era l'aiuto di Davide. Dio era l'amico di Davide. Il Signore era tutto per Davide. Tutto. Il problema è dove è Dio nella nostra vita, qual è il posto che Lui occupa nella nostra vita. Allora, quando Lui occupa un posto inferiore al nostro, Lui sarà come una persona che quando caschiamo e quella persona è vicina, noi diciamo aiutami. Ma non è questo che Dio vuole per noi. Lui vuole proprio che noi siamo sottomessi a Lui, alla sua volontà, al suo proposito, al suo volere e al suo migliore, perché Lui ha il migliore per noi. Davide ha detto: non allontanare da me il tuo spirito. Perché? Perché lui sapeva che senza lo Spirito Santo nella sua vita, lui sarebbe come una foglia secca guidata da un vento. E la foglia secca non va dove vuole. Il vento va di là, porta di qua e riporta. È quella persona che noi vediamo che prova qua, prova di là, prova di qua e è sempre nella stessa condizione. Non cambia niente. E alla fine diventerà cosa? Concime. Non è questo il proposito di Dio per te. E Paolo sapeva bene cosa Dio aveva per lui. Nelle sue lettere lui conferma e dice: io sono apostolo di Cristo. Per la sua grazia, per la sua misericordia. Lui riconosceva che tutto che era non era perché ha cercato di essere, era perché Dio ha voluto che lui fosse, ma non negava quello che era. Anzi, confermava. E molte volte noi non sappiamo chi siamo, perché non abbiamo una fondamenta. Non abbiamo un solo, una terra, una stabilità, qualcosa solida. Io parlo con molta gente, ricevo tante richieste di preghiera e sempre nelle richieste di preghiera c'è:
Se questo piano A non va bene, io ho un piano B. Se questo non va bene, io ho un piano C, D, F, fino a Z. E quando finiscono, allora saprà Dio. Ma perché non sa Dio prima di tutto? Perché lasciamo Dio all'ultimo quando i piani non vanno bene? Non andranno a buon fine. Allora cerco Dio. No, metti Lui al primo posto, perché il posto di Dio è al primo posto. Allora, domandalo prima. È la tua volontà, Signore? È il tuo volere, Signore? Quale proposito hai per me nella mia vita? Paolo sapeva questo e viveva per Cristo. Non è che sto dicendo che tutti saranno pastori, apostoli, diaconi, no, ma tutti noi siamo in un proposito di Dio. Non siamo fatti per vivere in questo mondo. No, in questo mondo no. Siamo fatti per vivere con Dio. Mi dispiace perché questo mondo sarà distrutto, ho già sentito anche questo, ma mi dispiace se io non vivessi con Dio. Cosa Lui farà, se distruggerà, se farà, se rifarà, non mi interessa, perché io sono fatto per Lui e con Lui sto. Amen? Io sono fatto per Lui e con Lui vivo. Ma non vivo perché sono in paradiso, io vivo perché vivo qui in questo mondo e vivo con Lui in questo mondo. E quando Lui vorrà, mi porterà a un'altra parte e io vivrò con Lui in quell'altra parte. Ma la decisione di vivere con Lui deve essere nostra qui. E Paolo sapeva chi era. Però quando noi decidiamo vivere con Dio, sembra che le cose devono obbligatoriamente essere tutto a posto, che le cose devono andare tutto bene, e non è così, perché noi siamo in un tempo, viviamo in un sistema e viviamo in un mondo. Quindi il sole che nasce per tutti, nasce anche per noi. La luna, la pioggia, il vento, il caldo, è per tutti, non è per un gruppo specifico, è per tutti. Per questo Gesù ha detto: nel mondo avete tribolazioni, angoscia, afflizione, ma fate animo perché io ho vinto. Quindi subiremo delle situazioni difficili e a volte noi vogliamo colpare Dio per i problemi. E tanti di questi problemi sono causati per causa nostra. Perché Dio non causa problema. Dio risolve il problema. Ricevi questa parola profetica di chiarezza. Tu fai problemi, ma Dio risolve il problema. Tu fai confusione, ma Dio risolve confusione. Anche se non c'entra nulla Lui, ma Lui entra in mezzo. Perché risolve i problemi. Non Pedro. Lui risolve il problema, non Pedrito. Pedro, guardami. Se piangi te, piango io. Non piangiamo, va bene? Allora, se Dio ci permette vivere una prova, è un conto. Ma più siamo noi che causiamo i problemi, che cerchiamo lotte, di che Dio ci mette in prova. Capitolo 27 di Atti degli Apostoli. Discerniamo se è una prova o una lotta? Cosa è successo in quella navigazione? Cosa è successo in quel momento? Loro stavano portando uomini innocenti, ma loro stavano facendo quello che comandavano da fare, sì o no?
erano soltanto impiegati che stavano compiendo ordini. Avevano colpa loro? No. Non avevano colpa. Ma erano sotto un giogo sbagliato. Erano, anche se non erano colpevoli direttamente, erano sotto un giogo sbagliato, che facevano contro un innocente. Nel versetto 9 Paolo era già in quella situazione difficile e stava essendo portato in Italia per essere giudicato perché ha fatto appello a Cesare. La cosa era già difficile. Perché quel naufragio? Se era già difficile. Sarebbe meglio che Paolo arrivasse in Italia tranquillamente, che il viaggio andasse tutto bene, che non avesse nessun problema. Era più facile così, sì o no? Sarebbe più facile. Ma Dio dimostra la sua potenza in ogni cosa. Dio dimostra la sua grazia in ogni cosa. Paolo ha avvertito loro dicendo: uomini, io vedo che la navigazione si farà con pericolo e grave danno, non solo per il carico, per la nave, ma anche per le nostre persone. Ci sono 3 dimensioni qua. Quella nave non portava soltanto i prigionieri, ma portava anche carichi delle persone che mandavano, che facevano trasporto, perché approfittavano il viaggio e portavano anche i pacchi, diciamo così. Quindi loro avevano anche una responsabilità sulle cose che prendevano e dovevano consegnare in Italia. Qui parla della prima persona, qui parla della terza persona e qui parla della nave. Cosa significa quella nave? È la struttura, è la base. E Paolo stava apresentando che se crolla quella base, crolla la prima persona e gli altri. E a volte noi pensiamo di preservarci e non preserviamo la base. È vero che il mare non ha una solidità. Chi cammina sopra le acque? Solo Pietro, perché Gesù ha permesso, e Gesù perché è Gesù. Ma uno per stare sopra le acque deve avere o una nave o un gonfiabile, qualcosa che sia fra l'acqua e la persona, sì o no? È impossibile vivere in un mondo senza stabilità, senza sicurezza, se non abbiamo una nave. Ma a volte sembra che tutto è perso. A volte sembra che tutto è distrutto e che non ha come riparare. Quel naufragio a Malta, in Malta, rappresenta un momento che noi viviamo, come ci sentiamo abbandonati, come ci sentissimo soli.
È come se quello che doveva darci sicurezza non ci dà più, non c'è più. È come se la nave che doveva essere l'appoggio fra noi e l'acqua ci abbandonasse, ci lasciasse. L'acqua è stata più potente di questa nave. E a volte noi pensiamo e facciamo un riassunto di Dio come se Dio fosse solo la nave della nostra vita. Come se Dio fosse limitato a un spazio, a una misura, a un modello, a un questo, a un quell'altro, e Dio è molto di più. La Bibbia dice che i suoi pensieri sono più alti dei nostri. I suoi sogni sono più alti dei nostri. Davide su Salmo Su Salmo 139, Davide esprime così: tu mi hai investigato, Eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio riposo e conosci a fondo tutte le mie vie, poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, ecco, tu, ó Eterno, la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? O dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nel Sheol, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Se dico, certo le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, anzi, la notte risplende come il giorno, le tenebre e la luce sono uguali per te, perché tu hai formato le mie reni, tu hai intessuto nel grembo di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose e io lo so molto bene. Ci fermo un attimo. Quante volte noi non abbiamo voglia di celebrare? Abbiamo perso la gioia, stiamo vivendo per vivere. Non abbiamo gioia a casa, non abbiamo gioia con la famiglia, non abbiamo gioia con i figli, non abbiamo gioia per il matrimonio, non abbiamo gioia con il lavoro. Siamo dispiaciuti con tutto, siamo insoddisfatti a tutti. Ma perché? Perché manca la base. E uno non riesce a stare lì fino a tanto tempo, perché la corda tu non riuscirai a tenere per tanto. Arriverà un momento che tu la perderai. Come hai perso il controllo della tua navigazione e hai messo in guai te, gli altri e la base. Ma possiamo ripetere questa parola? È tempo di restaurazione. Possiamo ripetere questa frase? È tempo di restaurazione. Io vorrei spingerti a questo, a proclamare restaurazione. Nonostante era tutto dentro acqua, la parola di Dio dice: versetto 22 del capitolo 27 di Atti.
Ma ora vi esorto a non perdervi d'animo, perché non vi sarà perdita nella vita di alcuno di voi, ma solo della nave. Versetto 23. Poiché mi è apparso questa notte un angelo di Dio, al quale appartengo e che io servo, dicendo: Paulo, non temere, tu devi comparire davanti a Cesare. Il proposito di Dio si compirà o não? Sì o no? Sì o no? Il proposito di Dio si compirà nella tua vita, anche se c'è un naufragio da affrontare, ma avrà la restaurazione del Signore. Perché io parlo come Paolo qua. Mi è apparso un angelo di Dio, la voce del Signore ha parlato a me, dicendo che è tempo di restaurazione. Quando Dio mi ha dato questo tema quest'anno, io non capivo, ma Dio mi ha dato questo tema dicendo: io restaurerò questa chiesa, le famiglie, le persone, io restaurerò. E io mi fido perché so chi servo. E la parola dice che Paolo ha portato una parola di animo a quelle persone che erano lì. Perché è vero che non c'era niente da fare. Tu stai vivendo già un naufragio. Non há come recuperare questa nave. Ma recupera le persone. Sa dove comincia la restaurazione? Non per la nave, ma per le persone. Sa la cosa che vedo bello nel Signore? Che il Signore dice: prima di offrire, lascia tua offerta e vai a riconciliarti con tuo fratello. Perché per Dio vale di più la comunione di che l'offerta. Di più vale la sincerità, il perdono, di che l'offerta. No, io vado in chiesa, ma vai in chiesa. Vai in chiesa, io ti consiglio di andare in chiesa, ma quando tu arrivi in chiesa, il Signore ti manda a casa. Quando tu arrivi in chiesa, Dio ti manda a casa. Vai a casa e ti riconcilia con chi tu hai lasciato là. Perché questa restaurazione inizierà fra voi, con il perdono, con la sincerità, con poter guardare sugli occhi. Ci sono persone che non possono più guardare sugli occhi. Non riescono. Perché gli occhi non mentono, parlano ciò che è nel cuore. Tutto bene? Sì, tutto bene, ma il cuore è dispiaciuto, perché ha un dispiacere, ha un'amarezza. E questo è da risolvere, non puoi lasciare, perché diventerà un cancro che ti consumerà. Parla, confessa, ravvediti. La Bibbia dice che gli umili erediteranno la terra. Sa cosa vuol dire questa parola, fratelli? Diritto di ciò che non abbiamo. A volte noi vogliamo avere la ragione. A volte noi vogliamo avere perché è questo, mi ha offeso, Fratelli, siamo in un naufragio. Ma tu vuoi sapere chi ha fatto male la strada? Tu vuoi sapere come ha guidato questa nave? Ciò che importa adesso è sopravvivere. Ciò che importa adesso è uscire di questo mare. Ciò che importa adesso è calpestare la terra solida,
usciamo del liquido, usciamo della mancanza di stabilità. Quando il figlio prodigo è arrivato a casa, il padre non ha detto: ma che hai fatto con i soldi che hai preso? Cosa hai fatto con l'eredità che tu hai ricevuto? Lui ha chiesto questo? No, lui ha ricevuto il figlio, lo ha abbracciato, ha festeggiato. Lascia dietro ciò che dietro rimane. Ognuno ha già il peso del suo peccato. Non abbiamo più bisogno di colpa e non caricarci di colpa, perché noi siamo consapevoli delle nostre colpe. Non abbiamo bisogno di uno che stia dicendo: ma tu hai fatto questo, ma perché? No, fratello, o tu mi ricevi come fratello o non mi ricevi come fratello. O tu mi guardi come fratello, che posso mancare, che posso sbagliare, o tu non mi guardi come fratello. Io dico sempre, Provérbio 17:17. L'amico ama in tutto il tempo, ma nell'avversità nasce il fratello. Perché l'amico lascia di essere amico, ma il fratello lascia di essere fratello? Mai. Mentre amico può lasciare di essere amico. Per questo Gesù è il nostro fratello più grande. Perché ci ha fatto figli di Dio. Se non avesse bisogno che noi diventassimo figli, eravamo tutti amici. E è buono essere amico, ma è meglio essere fratello. E questa fratellanza viene dalla riconoscenza di, nonostante sbagliamo, siamo parte dello stesso sangue, dello stesso corpo, dello stesso papà, siamo parte della stessa famiglia. C'è Gesù nell'avversità. Non è perché há un naufragio che Dio ci ha abbandonato. Questo naufragio dimostra la potenza di Dio, che ci fa capire che Lui è morto per le persone, che la barca e le cose che c'erano dentro sono importanti ma non sono essenziali. E che a volte noi teniamo tanto quelle cose che rischiamo di perdere gli altri, e è stato questo il problema. Teniamo tanto le cose che rischiamo la nostra famiglia, rischiamo i nostri amici, rischiamo il nostro rapporto con Dio, lasciamo per dare a Dio il resto. Quando siamo stanchi, così arriviamo. Grazie per questo giorno, Signore. Boom. Diamo il resto al Signore. Non diamo la primizia. Non siamo corretti. Ma oggi Dio ci chiama a questo. Avere capacità di ricominciare. Metti la mano nel tuo cuore, per favore, e di a te stesso: è possibile. Metti la mano nel tuo cuore, per favore, e di alla tua anima, a te stesso, e dice: è possibile ricominciare. È possibile. È possibile. Ma non c'è la barca, non ci... Ma c'è la persona, no? Perché guardare la barca? È già naufragata. Perché guardare le cose? Non ci sono. Cosa importa in un naufragio? Penso al Titanic. Tanto ouro.
tanti gioielli, ma io sono sicuro che le persone davano tutto per sopravvivere, sarebbero capaci di dare tutto, perché alla fine ciò che vale è la vita. Davide, essendo un re, nel salmo che noi abbiamo letto, 139, lui diceva: io sono stato fatto di un modo stupendo. Lui lodava Dio per la sua esistenza. E Satana tante volte vuole dire che tu sei un problema, che tu sei un motivo di pianto, che tu sei angoscia, che tu sei una persona difficile, che tu sei... È vero che noi siamo da lavorare, ma noi siamo opera di Dio. E siamo il capoluogo della creazione. Le cose sono sotto di noi, non stanno sopra di noi. Noi non viviamo in funzione delle cose, ma le cose vivono e esistono per causa nostra. Dio ha creato gli animali, gli uccelli, tutto per causa dell'uomo che ha fatto. Non è che lui voleva decorare e fare bello il cielo e fare bello il mare, non interessava. Lui voleva fare un mondo che servisse all'uomo, ma noi stiamo servendo al mondo, il mondo che è stato fatto per servirci, noi lo stiamo servendo, e il Dio che ci ha fatto perché noi lo servissimo, noi lo stiamo abbandonando. Stamattina riflettiamo sulla posizione di Dio, sulla nostra posizione e la posizione delle cose. Quando capiamo questo, possiamo cominciare e possiamo ricominciare. Perché Dio è la base, è Dio che sta sopra, è Dio che controlla. E dopo veniamo noi. E ci sono persone spendendo la vita con ciò che non è pane, come Isaia dice, o spendendo la vita con troppo pane. E la parola dice che non è solo di pane che vive l'uomo, ma di tutta la parola che esce dalla bocca di Dio. Finisco dicendo che questo naufragio è necessario per te, perché è stato necessario per Paolo, perché Paolo fosse evidenziato fra le persone. E in quel naufragio Paolo è stato importante perché era la figura di Dio fra quella gente. E Paolo ha potuto confermare quello che era. Magari tu sei dimenticato perché si sei coinvolto con tante cose, ma Dio ti chiama, ti richiama oggi dicendo: torna al tuo posto, perché questo naufragio non ti ucciderà, e né i serpenti, la vipera ti farà danno, perché io ti farò sopravvivere e tu seguirai il proposito di cui io ho stabilito per te. Amen? Tu puoi dire: io sopravviverò? Tu non morirai. Io ricevo ordini di dire questa parola. Non è una fine. Dio sta dicendo alle persone qua che stanno pensando in una fine, che stanno pensando in mettere un punto, che hanno pianificato un punto non so per cosa, se per lavoro, se per la vita, se per gli amici, non so perché, ma il Signore mi dà ordine di dire: punto no. Questa è una virgola e adesso continua. Questo naufragio è solo una virgola e la vipera è un'altra virgola, ma la storia non è finita. Continua. Continua. Perché io ho permesso questo perché tu capisca
il proposito di cui ti ho chiamato, perché tu vada avanti. Amen? All'unico che è degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere. Al Re eterno, immortale, invisibile ma reale, a Lui rivolgiamo la lode. All'unico che è degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere. Al Re eterno, immortale, invisibile ma reale, a Lui rivolgiamo la lode. Incoroniamo a te, o Re Gesù, incoroniamo a te, o Re Gesù, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Incoroniamo te, o Re Gesù, in piedi, incoroniamo te, o Re Gesù, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te, consacriamo il nostro essere a te, consacriamo la nostra vita a te. La risurrezione di Gesù è stato il punto di ricomincio per i discepoli, per la Chiesa, per i fratelli. Oggi è Santa Cena. Se tu sei battezzato in acqua, puoi farla. Se tu sei in comunione con la Chiesa, puoi farla. Se tu ancora non fa parte del corpo di Cristo tramite il battesimo, aspetta per farla. Quando sarai battezzato, la potrai fare. Ma è un momento solenne, intimo della Chiesa. È una gioia celebrare il sacrificio di Gesù, perché è stato non di tristezza per noi, era triste se fosse morto ancora, ma per noi è vittoria, perché Lui ha vinto anche la morte. Non è più al sepolcro, ha risolto, vive, Cristo vive. Darava Sheba di Gemai. Lui vive. Matteo capitolo 26, versetto 26. La parola del Signore dice così: ora mentre mangiavano, Gesù prese il pane e lo benedisse, lo spezzò e lo diede ai discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue,
il sangue del nuovo patto che è sparso per monti per il perdono dei peccati. E io vi dico che da ora in poi io non berrò più di questo frutto della vite, fino a quel giorno in cui io lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. E dopo aver cantato l'inno, se ne uscirono verso i monti degli ulivi. Fratelli, qui c'è il pane e il vino. E noi non crediamo che questo diventerà corpo e sangue di Gesù. Questo è il simbolo. Noi beremo il contenuto e la formula non cambia, sarà sempre il pane, ma è il simbolo del corpo di Cristo. Gesù non c'è dentro questo pane e non c'è dentro questo calice di vino. Gesù c'è in chiunque lo confessi, lo accetti e lo servi. Ma lui ha detto di fare questo finché lui venga come memoriale, perché quando verrà faremo un nuovo con lui nel suo regno. Non so cosa sarà questo nuovo, non ci spiega, ma dice che sarà nuovo. Amen? Vino nuovo, pane nuovo. Per ora è questo, ma lassù sarà pane nuovo e vino nuovo. Amen? Ma preghiamo chiedendo a lui che consacri, come ha pregato al Padre, preghiamo al Padre in nome di Gesù che consacri per quest'atto pane e vino. Padre, in nome di Gesù ti prego di consacrare questo pane e questi calici che rappresentano, Signore, il tuo corpo e il tuo sangue, che è stato consegnato in croce, crocifisso, immolato, tuo sangue versato per la salvezza delle anime di chiunque crede in te, non perisca, ma abbia la vita eterna. Che al bere, al mangiare questo pane e questi calici, che tu possa guarire, liberare, portare gioia, rinnovare, che abbia, Signore, un risveglio spirituale in questo atto della Santa Cena, che tuo Spirito si muova in questo corpo, in questo corpo che è la Chiesa. Si muovi, Spirito Santo, vivificando e restaurando, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Accomodatevi mentre si rompe il pane, lo diamo al Signore e dopo vi consegno pane e calice e aspettate per fare insieme. Alleluia. Possiamo metterci in piedi e lodare il Signore? Io so che veni per me, che i miei peccati pago, io lo credo, sì lo so. La mia vergogna portò, i miei dolori guarì, io lo credo, sì lo so. Alzo la voce, oh, Gesù risuscitò e ora vive in me. Gesù vive in me. Gesù vive in me. Gesù vive in me. Cantiamo insieme da capo. Io so
apportò, i miei dolori guarì, io lo credo, sì lo so. Alzo la voce, oh, Gesù risuscitò e ora vive in me. Gesù vive in me. Gesù vive in me. Gesù vive in me. Tu prendi tutti i pesi miei, mi porti in alto insieme a te e vedrai il regno tuo. Gesù vive in me. Gesù vive in me. Gesù vive in me. Gesù vive. La Chiesa. Gesù vive in me. 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 Alleluia. Gloria al tuo nome Gesù. Grazie Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome Gesù. Gloria al tuo nome Gesù. Grazie Signore Gesù. Alleluia. 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 Gloria al tuo nome Gesù. Gloria al tuo nome. Chi ha motivo per ringraziare il Signore? Allora, fratelli, se qualcosa ci divide, il peccato, i pensieri, lasciamo dietro questo. Camminiamo in novità di vita, come ci ha proposto il Signore. La Bibbia dice che nella notte in cui fu tradito il Signore, Lui ha preso il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Tutti noi in memoria di Cristo partecipiamo del pane. Alleluia. Parimenti, dopo aver cenato, Gesù prese il calice, lo benedisse e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che faccio con voi. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Tutti noi in memoria di Cristo. Alleluia. Muovetevi, venite a portare qua davanti il calice, così ci muoviamo un po'. Per me, Gesù, Gesù, morì per me. È vittoria, fratelli. Risuscitò
Celebriamo la vittoria. Amen. Fratelli, che benedizione. Grazie a tutti per la vostra presenza. Se tu sei un naufragio spirituale, oggi è giorno del Signore per la tua vita. Io vorrei domandare se c'è qualcuno che stamattina vuole consegnare la sua vita a Cristo. Vuole fare un patto. Ma io credo. Ok, ma ha bisogno di fare un patto, un'alleanza. Tu vuoi fare un'alleanza con Cristo oggi? Di prendere oggi decisione e dire: sai, io da oggi servirò a Gesù. Io da oggi servirò a Gesù. Io oggi consegno i lemi della mia vita al Signore. C'è qualcuno oggi che vuole prendere questa decisione? Alessandro? Michele? La parola del Signore dice: crede nel Signore Gesù Cristo, sarai salvato tu e la tua casa. Io so che credete, io non ho nessun dubbio che credete, ma un'alleanza ci vuole. Sai, un'alleanza di impegno, di compromesso. È questo che vuole il Signore. E Lui sta dicendo: Alessandro, voglio sposare te. E tu lo vuoi? Gesù sta dicendo: Michele, voglio sposare te. Tu lo vuoi sposare? Avere come tuo Signore e Salvatore? È una decisione unica, che per me è stata la decisione migliore che ho fatto nella mia vita. Se volete, siamo qua come corpo di Cristo per ricevervi. È solo dire: io voglio. E venite qua davanti e noi faremo una preghiera per voi, confermando questa decisione vostra. La sorella vuole? Habla spagnolo con lei per piacere. Domanda se lei vuole accettare Gesù Cristo. Sì. Siamo felici con Gesù per questa vita. Amen. Come è il suo nome? Mili. Dica: io Mili confesso, accetto e ricevo Gesù Cristo come mio unico e sufficiente Signore e Salvatore. Amen. Preghiamo per lei. Alessandro, tu vuoi oggi prendere questa decisione? Non faccia costretto, sia tuo cuore, ma io so che tuo cuore vuole, perché tu credi in una ripartenza. Gloria a Dio. Amen. Applaudiamo Gesù per la vita di Alessandro. Dice: io
Alessandro, accetto, confesso e ricevo Gesù Cristo come mio unico e sufficiente Signore e Salvatore. Amen. C'è una festa grande in cielo, fratelli. Se voi non fate festa, gli angeli stanno saltando, stanno saltando, facendo festa per lui e per lei. Michele, tu vuoi prendere questa decisione? Lui non guarderà indietro, ma ricordati della moglie di Lot, che è diventata una statua di sale perché ha guardato dietro. Segui la strada che questo uomo sta prendendo oggi, ma non ti preoccupare perché tu hai una promessa: tu e la tua casa serviranno al Signore. Amen. Catarina vuole prendere questa decisione? Jean ha preso già questa decisione, Alessandro, tutti hanno già confessato Gesù nella classe Felicia. Nel culto loro hanno reso la loro vita a Cristo là. E se Catarina vuole anche può venire. Amen? Preghiamo per loro, preghiamo per Alessandro e per Mili, perché ha festa in cielo per la loro vita. Signore Gesù, in questo momento, Padre, vorrei ti presentare Mili, questa donna, e Alessandro, quest'uomo, che si consegnano a te, che oggi fanno un'alleanza e prendono impegno con te. Signore, ti prego di confermare la loro scelta e che tu possa sciogliere, Signore, ogni catena di oppressione e di male e di maledizione che esistano nella loro vita. Rompi, spezza in nome di Gesù, Padre. Che tu possa riceverli come figlio, Padre, perché per mezzo di Gesù si avvicinano a te e la tua parola dice che tu ricevi tutti che confessano a Gesù come tuoi figli, perché lui ci ha reso figli tramite il suo sacrificio, perché credono al tuo sacrificio e credono, Signore, nella speranza della tua venuta, dove ci darai, Signore, corpo glorificato e ci porterai vicino a te. Dove sarai te, saremo anche noi. In nome di Gesù ti prego per la loro famiglia e per il loro futuro, e che camminino sulla tua via, in nome di Gesù. Amen e amen. Gloria a Dio. Mangiamo, no fratelli? Ho fame. Chi ha fame? Io ho fame. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo sia con tutti oggi per sempre. Noi diciamo? Amen. Noi diciamo? La Chiesa segue? La Chiesa segue camminando per la gloria di Dio. Buona settimana. Non dimenticare, settimana di preghiera ogni giorno alle 7 di sera qua a Firenze. Ok, chi ha mancato la riunione dopo mi cerchi per parlare, così ci mettiamo d'accordo. Vorrei chiedere agli uomini di fare il tavolone qua per il pranzo. Attenzione con le sedie per non macchiare la parete, che ha fatto per bene Angel. Un abbraccio, Maida, manda un abbraccio para Marco. Va bene? E se possibile fate anche un tavolo per i bambini, perché loro possono stare anche insieme nel loro convivio. Dio benedica a tutti in nome di Gesù.